Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Catania, la rabbia delle 32 famiglie sfollate a quasi una settimana dall'esplosione che ha sventrato 2 palazzine a San Giovanni Galermo. Chiedono un alloggio sicuro al comune, siamo pronti, dicono, a bloccare anche la festa di Sant'Agata. Mette in bocca un filo elettrico, bimbo di 2 anni rimane ustionato a Modica, ricoverato in rianimazione pediatrica al Policlinico di Messina. Palermo, sempre più giovani consumano e spacciano crack. L'arcivescovo Lorefice dice le istituzioni facciano qualcosa. Oggi è il giorno della memoria, tante le iniziative per non dimenticare gli orrori del nazifascismo. Nel catanese, toccante commemorazione ad Acicatena. Catania potrà contare su 80 nuovi vigili. La cerimonia di ingresso in servizio a Palazzo degli Elefanti. Musica, luci e atmosfere intense nel concerto del volo a Messina, grande successo per l'ultima data italiana del trio, prima di volare in America. Il calcio, il Catania vince contro il Giuliano, la prima gara del 2025 e si tuffa sul mercato in arrivo dal Monte e dalla Salernitana. In Serie B il Palermo perde 2-1 a Reggio Emilia e fallisce la terza vittoria consecutiva. Per Dionisi sono stati troppi gli errori. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale andando subito a Catania, quasi una settimana dall'esplosione che ha sventrato 2 palazzine nel quartiere di San Giovanni Galermo. Abbiamo raccolto con i nostri microfoni la rabbia, la preoccupazione degli sfollati della zona rossa. Si tratta di 32 famiglie che adesso chiedono risposte per un alloggio più sicuro e non provvisorio e dicono siamo pronti a bloccare la festa di Sant'Agata. Sentiamo Eva Spampinato. Trentino, dimentica che la festa di Sant'Agata per il giorno 3 nella carrozza non ci sale, perché ci siamo noi a non farti salire. Non si esce la carrozza quest'anno ci siamo noi davanti a Pottone, anche se ci arrestano. Sant'Agata per loro ha fatto il miracolo, nessun morto, nessun ferito in una esplosione micidiale che ha demolito 2 intere palazzine. Lo sai che cosa ci hanno detto i tecnici? No signora, si chiude a casa che non succede niente. A sua fortuna sai che cosa è stato? Ha preso i bambini, come lei è uscita, è arrivato, come gli posso dire, un 20 metri. Boh, c'è stato l'esplosione. Adesso gli sfollati della zona rossa di San Giovanni Galermo a Catania sono pronti ad andare al cospetto della patrona per ringraziarla, ma per chiedere ancora aiuto, perché l'aiuto delle istituzioni loro non lo percepiscono vicino. Vogliamo delle chiarezze, perché con i soldi una casa non la possiamo affittare, perché un affittuario una casa a me non me la dà, che garanzie gli do? Il comune ha chiesto alla regione dei contributi per finanziare il pagamento mensile di un affitto, ma nessuno ha fiducia. Gli sfollati non credono alle promesse e gli affittuari di casa non si fidano del pagamento da parte del comune. Le persone che hanno un appartamento, come glielo affidano a loro? Voi già avete provato a contattare qualcuno per farvi affittare una casa? Sì, mi hanno detto di no. Sono 2 persone anziane, i miei nonni, che stanno male. Mi hanno detto di no, che non l'affittano, non ce l'affittano. Guardi che la possiamo pagare. No, non ce l'affittano. Hanno degli appartamenti, delle ville chiuse alle persone mafiose, ai pentiti. Se loro questi qua li aprono a noi, per loro il costo è 0. A quasi una settimana dall'esplosione ci sono ancora 32 famiglie senza casa. Qualcuno non la vedrà più perché sono solo macerie, altri non sanno quando e se potranno rientrarci. Tutto è sequestrato dalla procura per le indagini. Intanto, tra incubi, ansia e incertezze, hanno trovato alloggio qui, in un residence della Playa, messo a disposizione della Protezione Civile, ma la situazione è ancora temporanea. Paura. Sinceramente forse è la prima notte che ho dormito realmente, perché vengono incubi o comunque quando una prova a dormire l'ansia prende il sopravvento, ci si sveglia nel cuore della notte. E mentre anziani e bambini questa mattina sono rimasti al residence, tutti gli altri aspettavano qui un assessore che non è mai arrivato. E adesso andiamo in provincia di Ragusa, un bimbo si trova ricoverato in questo momento in rianimazione pediatrica al Policlinico di Messina, dove è stato trasportato in elisoccorso. Il bambino appunto di 2 anni avrebbe messo in bocca un cavo elettrico, una presa elettrica, e il risultato naturalmente è stata una ustione importante, da qui la corsa in ospedale dei genitori, il servizio.
Avrebbe messo in bocca una presa elettrica e ne è rimasto folgorato. Accade a Modica ad un bambino di 2 anni, condotto dai genitori al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, ha riportato ustione del cavo orale e del labbro ed edema orofaringeo. Dato il peggioramento delle condizioni, il piccolo è stato poi trasferito in elisoccorso al centro ustioni del Policlinico di Messina e ricoverato in rianimazione pediatrica. In questo momento il bambino è in terapia intensiva pediatrica, in prognosi riservata, è intubato, sedato e in ventilazione meccanica. La situazione è critica e chiaramente soltanto nelle prossime ore capiremo come evolverà. L'incidente è avvenuto a casa e sono stati i genitori a dare l'allarme. Nonostante tra le pareti domestiche ci si senta al sicuro, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 20% dei ricoveri in età pediatrica è dovuto a un incidente domestico. L'età più a rischio è quella compresa tra i 2 e i 4 anni e la causa principale di infortunio è la caduta o lo scivolamento su pavimenti e scale. Seguono gli infortuni per soffocamento o ingestione e quelli originati proprio da cause elettriche, dovuti, a più delle volte, a impianti non a norma nelle abitazioni o abitudini scorrette. Sempre più giovanissimi si avvicinano al crack consumandolo e spacciandolo. L'allarme è lanciato dalla Procuratrice Generale di Palermo, è accaduto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. A ripeterlo anche l'arcivescovo Lorefice, che porta da anni avanti la battaglia contro il crack e fa un appello alle istituzioni. Marco Gullà. Le statistiche dell'ultimo anno giudiziario parlano di un drammatico incremento del numero di minori che cadono nella rete della criminalità. Giovanissimi si sono resi responsabili di reati contro la persona e le piazze di smercio del crack sono in continua proliferazione, ha detto la Procuratrice Generale di Palermo, Lia Sava. Giovanissimi e crack, un intreccio letale. E poi il fenomeno delle mamme che producono proprio il crack in casa e lo fanno spacciare ai figli. Di dire questa è una cosa veramente inquietante, una mamma che sa cosa significa affrontare una gravidanza, crescere un figlio, crescerlo sano, amarlo e volergli bene, che possa vendere la morte ad altri figli che potrebbero essere i loro figli. Una battaglia, quella contro il crack, portata avanti anche dall'arcivescovo Corrado Lorefice. Forti i suoi strali. In occasione dell'ultimo festino di Santa Rosalia occorre l'impegno delle istituzioni, ribadisce. Ciò che è necessario nella nostra città è la sfida delle istituzioni. Se manca ciò che è necessario, il lavoro, la casa, il pane, altre istituzioni parallele come la mafia, perché su questo sta impiegando di nuovo sull'industria della droga, avrà tutto il potere di schiacciare i nostri cari ragazzi illusi, ma anche le famiglie, per cui è chiaro che qui c'è un lavoro che tutta la città, in particolare le istituzioni, sono chiamati a fare. A Catania, arrestato dalla polizia un uomo per 2 tentate rapine e lesioni personali commesse nel settembre scorso. Nel video che vi mostriamo l'uomo cerca di strappare la borsa a una donna mentre attraversa in pieno centro cittadino, strattonandola per la maglietta. Nello stesso giorno e a distanza di poche ore il 42enne si è reso protagonista di un analogo episodio cercando di scippare un'altra passante. E oggi è il giorno della memoria, tante le iniziative per non dimenticare l'orrore del nazifascismo. Siamo andati nel catanese, una cerimonia molto toccante ad Aci Catena che ha seguito Tonino De Mana. La memoria è l'unico vaccino contro l'indifferenza, firmato Giuliana Segre, una delle ultime testimoni dell'Olocausto. Per non dimenticare il genocidio di 6 milioni di ebrei effettuato dal nazifascismo, il mondo celebra il giorno della memoria, che coincide con l'80° anniversario della chiusura del campo di concentramento di Auschwitz, luogo simbolo dell'orrore e del dolore. Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, una scritta che introduceva al campo i deportati che, a loro insaputa, andavano verso un destino fatale, generando vane speranze con un crudele gioco psicologico. Proprio la mente non può e non deve dimenticare, e il modo migliore per farlo è tramandare la memoria attraverso le nuove generazioni, coinvolte tutte quest'anno ad Aci Catena. Noi qui affidiamo ai ragazzi un messaggio significativo, ed è significativo che siano stati i ragazzi ad organizzare
questa giornata, affidiamo alle loro parole, alle loro rappresentazioni quello che è il dramma della Shoah, perché non sia dimenticata e perché evidentemente man mano che verranno meno i superstiti diventano loro portatori di questo messaggio. A fare gli onori di casa il sindaco di Cicatena, Margherita Ferro. Noi dobbiamo onorare quella che è la memoria dei superstiti e la giornata di oggi ha la sua importanza perché a Cicatena, tutta Cicatena sta partecipando e noi siamo testimoni di quello che è successo ad Auschwitz. Inno nazionale affidato ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Guglielmino Rossi, poi racconti, ricordi e letture. Ad accerchiamento i nostri comandanti diedero ordine di nascondere le armi e darsi alla fuga. Si salvi chi può. Mai negare l'orrore della Shoah, debellare l'antisemitismo. Le parole forti di Papa Francesco sono più che un monito. E c'è un bimbo di 1 anno tra i 2 dispersi del naufragio di ieri al largo di Lampedusa. Sull'isola sono stati fatti sbarcare i cadaveri di 2 maschietti di 2 e 3 anni. I genitori dei bimbi morti annegati sono fra i sopravvissuti. Agrigento 2025, la Regione prende il controllo verso un cambio ai vertici della Fondazione, in corsa 3 ex assessori regionali. Davide Sarto. Il commissariamento di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, si sarebbe già concretizzato. Lo testimonia la task force costituita a Palermo dal presidente della regione Renato Schifani, con compiti di monitoraggio e intervento diretto e che si è già riunita più volte. E da ultimo lo testimonierebbe l'avvicinamento politico, come è stato definito dal sindaco di Agrigento Francesco Micichè, che ha indotto alle dimissioni il presidente della Fondazione 2025, il docente universitario Giacomo Minio. Adesso in prospettiva non si esclude che anche altri componenti del Consiglio di amministrazione si sgravino dall'incarico. In riferimento al successore di Minio impazza, come di consueto in tali ambiti, il toto nomine. I 3 papabili sono 3 ex assessori regionali. Uno è Gaetano Armao, avvocato, e gli altri 2 sono Giovanni Ilarda e Massimo Russo, magistrati. Ilarda nel 2022 è stato scelto proprio da Schifani come liquidatore del consorzio Asia Orientale. Massimo Russo, invece, noto per il suo impegno nella lotta alla mafia, è attualmente alla Procura dei minori. Con una regione sempre più al timone si attendono sviluppi decisivi per il futuro di Agrigento 2025, una sfida che adesso passa nelle mani di Palermo. A Catania, che potrà contare da oggi su 80 nuovi vigili municipali, agenti di polizia municipale, avviati ufficialmente oggi con una cerimonia a Palazzo degli Elefanti. Ma sentiamo Desiree Ferlito. Schierati per la foto inaugurale sotto l'elefante, simbolo della città di Catania. Una città che si impegnano a tutelare nel rispetto delle regole gli 80 nuovi vigili reclutati mediante concorso pubblico bandito dal Comune. Avviati ufficialmente in servizio oggi a Palazzo degli Elefanti alla presenza del sindaco trantino, dell'assessore al personale Viviana Lombardo e di quello della polizia locale Alessandro Porto. I fortunati 80 selezionati su circa 6.000 persone. Si tratta del primo concorso dopo 34 anni. Avranno un battesimo del fuoco per la festa di Sant'Agata, in cui saranno operativi su strada parallelamente a un corso di formazione. Hanno tutti un'età media di 35 anni circa, sono tutti laureati e il 35% sono donne. Il primo cittadino li ha richiamati al senso del dovere con un invito al rispetto della città. Adesso non ci sono alibi per nessuno, ha ribadito il sindaco trantino. È un importante sostegno per la nostra città. Spero veramente che si sta in un patto non con il sindaco ma con la città. Ma questo è solo il primo step. Verranno presto reclutati altri 120 vigili, di cui 100 tramite un concorso bandito dallo Stato. 20 verranno invece stabilizzati dal Comune di Catania. Polemiche e indignazione su un gioco da tavolo premiato in Francia che simula la guerra di mafia degli anni '80. Gli ideatori rispondono alle accuse. Sentiamo Luca Ciliberti. Si chiama La Famiglia The Great Mafia War. È un gioco da tavolo sulle guerre di mafia degli anni '80 in Sicilia. L'ideatore è un tedesco di 62 anni. Recentemente tradotto in italiano e distribuito su diverse piattaforme di vendita online, il gioco invita i partecipanti a competere per il controllo dei mandamenti delle famiglie mafiose siciliane con tutti i metodi di Cosa Nostra: autobombe, omicidi, costruzione di laboratori per la droga e le barche per il trasporto e il contrabbando. Dalla Germania, il gioco è stato premiato in Francia con il riconoscimento per i giochi da tavola assegnato durante il Festival internazionale dei giochi che si svolge annualmente a Cannes. Una scelta che ha catturato l'attenzione della regione siciliana. Il presidente Renato Schifani ha ricevuto una lettera dal parlamentare Alessandro De Leo, preoccupato per la rappresentazione della mafia all'interno del gioco.
Di fatto si banalizza sulle stragi e sulle tante morti di uomini e donne dello Stato che hanno perso la vita nella lotta alla criminalità organizzata. Si svilisce anche l'impegno quotidiano di milioni di cittadini che si battono per la legalità e la giustizia. Maria Falcone sottolinea che la mafia non è folklore, ma i creatori si difendono e replicano che il gioco non glorifica la mafia. I giocatori assumono il ruolo di clan mafiosi rivali per conquistare la supremazia in Sicilia attraverso battaglie strategiche, il controllo dei territori e un'abile gestione delle risorse. Come dire, si sparano tra di loro, quindi non fanno male a nessuno. Una giustificazione che francamente lascia solo l'amaro in bocca. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con lo spettacolo, prima il teatro e poi la musica con Il Volo. A tra poco. Siamo tornati in studio. Il caso di Carola Rackete fa da spunto per il collegamento tra il dramma della migrazione e la Shoah nello spettacolo. La fine non arriva mai, per la regia di Alfredo Lopiero, tratto dall'omonimo libro di Marilina Giaquinta. La pièce teatrale da questa sera a Catania al Centro Studi Laboratorio d'Arte. Il regista è intervenuto oggi a Buongiorno Sicilia. Sentiamo uno stralcio. C'è questa drammaturgia parallela tra il dramma vissuto appunto con il caso di Carola Rackete e il dramma ovviamente dello sterminio ebraico. Insieme hanno un comune denominatore, la cattiveria umana. E quindi è stata bravissima Marilina a raccontarla, e quando io ebbi finito la lettura del libro, la stessa notte del 24 novembre, lo ricordo ancora, chiamai a Marilina nelle prime ore del mattino dicendo: questo è uno spettacolo necessario come necessario è stato il suo libro. E da allora non abbiamo finito di lavorare. Vengono impiegate più espressioni d'arte per raccontare il dramma, quindi ci avvaliamo di cinema, ci avvaliamo di pittura, ci avvaliamo di teatro, di fotografia, insomma da non perdere. È stato un grande successo quello di ieri sera a Messina con l'ultimo spettacolo in Italia, l'ultimo live de Il Volo, prima della partenza dei tre appunto virtuosissimi del bel canto in Italia verso gli Stati Uniti. Applausi, musica, grande atmosfera. Sentiamo Francesco Triolo. Al chiaro di luna e noi un volo magnifico tra luce e musica, atmosfere intense che hanno chiuso il tour ad Astra Live nei Palasport per il trio di tenori composto dal marsalese Ignazio Boschetto, dall'agrigentino Piero Barone e dall'abruzzese Gianluca Ginoble ieri sera a Messina, in quella che è stata l'ultima data invernale, l'unica in Sicilia del Volo. Un concerto che ha unito cover, arie d'opera ed i brani inediti del loro primo album. Un viaggio deciso, dal successo sanremese dello scorso anno con Capolavoro al Nessun Dorma di Puccini a brani conosciuti in tutto il mondo, Who Want to Live Forever, Rocketman, The Show Must Go On, Se, da Nuovo Cinema Paradiso, Se Telefonando, The Sound of Silence, Alleluia e Miserere. Hanno fatto sognare, cantare ed emozionare un Palla Rescifine a stracolmo, alternando esibizioni in trio a performance da solisti. Tour che arriva al traguardo dei 15 anni di carriera assieme, hanno detto salutando il pubblico, un viaggio musicale senza confini, pubblico in piedi per quelli che sono ormai gli alfieri del pop lirico italiano nel mondo. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi il calcio. Siamo al calcio con il Catania che ha vinto ieri contro il Giuliano la prima gara dell'anno 2025. Adesso si tuffa sul mercato per completare un organico che ha bisogno di tanti innesti. C'è anche una novità in merito, ma ci dice tutto Marco Carli. Due protagonisti ritrovati, Guglielmotti e Di Tacchio. La prima vittoria del 2025 a una settimana dalla fine del mercato. Questo porta a casa il Catania dopo il 3-1 interno con il Giuliano in attesa dei rinforzi. Guglielmotti e Di Tacchio, si diceva, il primo riaccende se stesso dopo un periodo difficile. Un po' crogiolato da infortuni, poi ho fatto l'influenza intestinale, l'influenza normale, la bronchite, è andato quando piove grandina, si suol dire così, no?
I 2 gol dell'esterno di destra in appena 5 minuti mettono sui binari giusti la partita. La rete non arrivava da ottobre, l'unica finora segnata col Catania da Guglielmotti in casa della Casertana. Tant'è vero che il giocatore viene pure coinvolto nei rumors di mercato. Io ci sono, altro che se ci sono, quindi potete dirmi quello che volete, ma non sarà mai un problema per me. A proposito di mercato, è fatta per Dal Monte dalla Salernitana, arriva in prestito. In attacco dovrebbe arrivare anche un altro giocatore. Servono innesti anche in difesa e forse a centrocampo dopo l'altro stop di Sturaro. Poi si lavora sulle disattenzioni, troppi gol concessi in rapporto alle occasioni degli avversari. È successo ancora col Giuliano, primo tiro e subito rete. Nella ripresa il rischio pareggio e poi un finale ottimo con la traversa di Inglese e la rete di lunetta di Tacchio, tornato titolare, guarda al futuro. Dobbiamo dare solo continuità, non abbassare la guardia e cercare di ricostruire una mentalità che ci porterà a tanti risultati, ne sono sicuro. E questo era il nostro ultimo servizio. Oggi lunedì, dunque la programmazione sportiva sicuramente è centrale nella nostra rete. Tra poco, dopo il telegiornale, dopo la sigla, lo spazio di Anteprima Corner dedicato ad approfondimenti su quelli che sono stati i risultati conseguiti in campionato nel fine settimana da tutte le squadre impegnate in Serie B e in Serie C. E poi questa sera è la volta di Corner e come sempre Corner alle 20:45 sarà interamente dedicato al Catania. La conduzione di questi appuntamenti Angelo Gagliano, è proprio a lui che do la linea. Giusto il tempo di dire che Sicilia 24 tornerà alle 19.